Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati cari amici di Cronache Trevigiane. Oggi sono all'interno di un vigneto tra i filari, un vigneto speciale. Siamo all'Istituto Tecnico Agrario Cerletti, ospiti della quinta edizione delle borse di studio che il Consorzio di Difesa Trevigiano offre a questi ragazzi. Gliele offre dopo però un duro lavoro. Con noi c'è il presidente del consorzio, Valerio Nadal. Ma guardi, per noi è un piacere come Consorzio di Difesa collaborare con la scuola enologica, già è il quinto anno, pertanto io direi che quando c'è una continuità c'è anche una tradizionalità di un evento, di un'idea, di un'iniziativa. Noi abbiamo bisogno di questi ragazzi che sono la forza motrice del nostro prossimo futuro, di unirla a quella che è la nostra esperienza come Consorzio di Difesa che ci vede protagonisti già ormai da 20 anni. Oggi noi siamo in mezzo a un vigneto e mi fa piacere perché questa è la nostra vita, questo è il nostro ambiente dove io stesso, che sono un imprenditore agricolo, mi trovo a mio agio. Noi viviamo in mezzo alla natura e la nostra esperienza, la nostra capacità è data dalle nostre proposte, dal nostro creare nell'ambito di una natura che comunque insieme vogliamo essere protagonisti. Presidente, ma allora qual è l'augurio che lei, non solo da presidente del consorzio, ma in primis come imprenditore agricolo, può fare a questi ragazzi e a quelli che l'anno prossimo sceglieranno di seguire questo percorso formativo? Lei che vive direttamente quelle che sono le problematiche dell'agricoltura oggi, ma anche le opportunità che l'agricoltura e la tecnica offrono. Innanzitutto ci vuole l'impegno. Un impegno è un sacrificio ed è anche una rinuncia, però l'esperienza che ho avuto io e per fortuna l'ho vissuta all'interno, la mia esperienza sono riuscito a crearla all'interno della mia azienda, rinunciando anche della mia libertà per comunque impegnandomi ad avere qualcosa in più, oggi lo trovo. Noi abbiamo bisogno di questi ragazzi che quando entrano in un vigneto sappiano dirmi, quando vedono una foglia gialla, perché c'è questa foglia gialla. Ecco, questo abbiamo bisogno noi. L'augurio di questi ragazzi, voglio dire, credeteci, andiamo avanti, crediamoci che il mondo dell'agricoltura è la base dell'alimentazione della vita. E allora, Presidente, dopo questa presentazione io direi ci vediamo insieme al prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi andiamo a conoscere questi 5 borsisti: Laura, Sean, Mauro, Alberto e Massimiliano. Anno nuovo, vita nuova, recita un vecchio adagio. Ma sarà davvero così? Tra previsioni astrologiche, tarocchi e riti propiziatori di inizio anno, Cronache Trevigiane ha preferito regalarvi i più tradizionali auguri e li ha affidati a tanti volti noti della marca. L'augurio è che il 2010 sia molto migliore rispetto all'anno precedente e soprattutto che i nostri artigiani rimanga la grinta che hanno avuto in questo periodo e soprattutto sappiano trovare nell'associazione quel supporto che ovviamente gli permetta di superare questo momento di difficoltà. Che la ripresa sia più veloce possibile, che ci sia una maggiore aggregazione fra responsabilità di governance, ma soprattutto che si delinei veramente una competitività dell'impresa nel rispetto legale, sociale e soprattutto quello di vedere le imprese di intercettare nuovi mercati con una condizione leale e partecipativa. Mi auguro che in tutti insieme possiamo dire che il 2010 dovrà essere l'anno del rilancio. Noi ci aspettiamo grandi cose, ci aspettiamo un consolidamento della nostra economia, ma soprattutto che il regime del lavoro dia una risposta a tutte le attese di questo territorio. Credo che il migliore augurio per loro sia quello di prendersi una pausa in queste vacanze di Natale, stare con le persone che amano, curare un po' di più gli affetti e non solo trascurarli per il lavoro. E soprattutto auguro un nuovo anno che sia veramente di speranza e di fiducia per il futuro. L'augurio di avere più autonomia possibile, più capacità di governarsi, di autogovernarsi, perché i veneti sanno gestire bene le proprie risorse ma guardare anche il futuro anche oltre i propri confini. E a tutti voi i nostri migliori auguri di un buon 2010.
Ascopiave, azienda municipalizzata tra le maggiori in Italia per la vendita e distribuzione di gas naturale, ha siglato un importante accordo con i 3 sindacati confederali per ridurre il prezzo della bolletta. Tramite Ascotrade, società del gruppo di distribuzione gas alle utenze, le famiglie in difficoltà potranno beneficiare di un consistente sconto sulla bolletta del 2010. Numeri importanti, ben 10 centesimi di sconto su ogni metro cubo di gas, cifra che garantisce un risparmio consistente. Ma sentiamo ai nostri microfoni il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. Un accordo sicuramente importante per le nostre famiglie, per il nostro territorio, un accordo che va ad agevolare quelle famiglie che sono in difficoltà. I sindacati hanno calcolato circa 5.000 famiglie che troveranno un vantaggio da questo accordo. Ricordo che si tratta di 1 milione di euro che Ascopiave e Ascotrade mettono a disposizione delle famiglie trevigiane disagiate. Andiamo ad aiutare coloro che hanno perso il posto di lavoro o che sono in cassa integrazione. Ascopiave, un'azienda municipalizzata che è cresciuta nel territorio della Marca per diventare uno dei leader nazionali nel campo della vendita e distribuzione di gas naturale. Una realtà che vive insieme ai propri clienti e con una vocazione sociale. Non a caso questa iniziativa si rivolge alle famiglie colpite dal calo del reddito dovuto al ricorso alla cassa integrazione o alla perdita del posto di lavoro. Il presidente di Ascopiave, Gildo Salton, sottolinea l'anima sociale del proprio gruppo. Il segnale è proprio questo, è una società del territorio, dei comuni e quindi della gente, concomitanza con questa crisi che è stata messa in difficoltà molte famiglie. Avevamo voluto sottolineare la nostra vicinanza al territorio, la nostra anche, rappresentatività del territorio. Forse è esagerato dire questo, ma secondo noi era importante dare questo segnale. Devo dire che non è esclusivo profitto la nostra attività, ma è anche socialità. Socialità che viene quindi riversata sul territorio a favore, in questo caso, soltanto delle famiglie che soffrono questo disagio. Ed eccoci, questa è la squadra che ha lavorato per questa 5ª edizione delle borse di studio qui all'Istituto Cerletti. Con noi c'è la preside Damiana Tervilli, abbiamo il professor Walter Darod, abbiamo Fiorello Terzariol che si occupa appunto di seguire questi ragazzi per il Consorzio di Difesa, e dietro di me Laura, Sean, Mauro, Alberto e Massimiliano, i 5 protagonisti di questa giornata. Preside, una giornata importante per un 5º anno che vi vede davvero in prima linea e vede i ragazzi non solo tra i banchi ma tra i filari. Sì, una giornata importantissima e di grandissima soddisfazione, perché vedere questi ragazzi che si espongono in prima persona per il loro futuro credo sia una cosa di grandissima soddisfazione. Indubbiamente sì, anche perché lavorano d'estate, quindi sotto il solleone. Adesso li premiamo con un freddo glaciale, ma professore, questi ragazzi gli diamo tutti un 10, 10 e lode? Ma direi come minimo 10, sono dei ragazzi che mi rappresentano in queste attività dandomi una soddisfazione enorme. Com'è questa esperienza che è arrivata al 5º anno con successo, perché l'interesse dei ragazzi è sempre molto alto? Ma io la rinnovo di anno in anno solo per un motivo, perché io imparo da loro, non è il contrario. E voi invece cosa avete imparato e quindi l'importanza di questa esperienza per voi? Beh, un'esperienza sicuramente importantissima, soprattutto perché abbiamo potuto applicare sul campo le conoscenze che per tanto tempo abbiamo studiato a scuola. E allora vi facciamo anche noi di Cronache Trevigiane i nostri complimenti vivissimi, ci uniamo al coro, ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane, poi tornate con noi, affideremo le conclusioni al vicepresidente della Regione Veneto Franco Manzato.